Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato alla medicina e al benessere. Quest'oggi in particolare un tema quanto mai attuale. Parliamo di long Covid. Do il benvenuto al mio ospite, è un piacere averlo sempre con noi, il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno professore. Grazie a tutti i telespettatori e a lei Alice, che mi onora della sua presenza. Allora professore, a 3 anni dall'inizio della pandemia possiamo dire, ed è ormai chiaro, che alcuni contagiati dal Covid si riprendono abbastanza in fretta e senza conseguenze, ma per un numero quanto mai importante di persone le manifestazioni cliniche non si esauriscono per un po' di tempo e invece affrontano quello che è stato definito long Covid. Che cosa si intende, professore? È una patologia che insorge in un numero consistente di persone, che si calcola un 20-30%, che dopo aver avuto il Covid, essere guarite dal Covid apparentemente, cioè sono risultati negativi con i tamponi molecolari e quant'altro, presentano però ancora dei sintomi molto importanti, addirittura spesso addirittura peggiori del Covid diciamo acuto, perché molti di quelli che hanno avuto il Covid hanno avuto un Covid poco sintomatico, con un po' di febbre, un po' di malessere, ma insomma non così importante nella stragrande maggioranza dei casi. Poi ci sono quelli ovviamente che hanno avuto dei problemi seri, sono anche morti, quindi evidentemente c'era un problema serio in un certo numero, però molti hanno avuto un Covid acuto poco sintomatico, come diciamo paucisintomatico, ma un certo numero di persone, dicevamo prima 20-30%, poi sviluppa una sintomatologia caratterizzata da spossatezza, disturbi con difficoltà nella concentrazione, nebbia nella testa, affaticamento dopo piccoli sforzi, poi tutta un'altra serie di sintomi che ancora diciamo ricordano l'infezione acuta, per esempio i disturbi del gusto e dell'olfatto, oppure la tosse, oppure la difficoltà a respirare, quindi con varie problematiche che hanno incuriosito e hanno molti ricercatori nel mondo. Negli Stati Uniti per esempio si sta studiando molto, c'è una serie di finanziamenti anche proprio dall'Istituto Superiore di Sanità americano per studiare questa patologia, ed è molto curioso, Alice, ricordare come questa cosa è nata sostanzialmente. Ne ho parlato anche al Maurizio Costanzo Show di qualche tempo fa, si parlava male dei social, no? Diceva chiaramente tutte le cose negative dei social. Allora io ho ricordato che invece questa cosa è nata proprio da Amy Watson, che è una paziente col Covid dell'Oregon negli Stati Uniti, la quale aveva fatto sui social un gruppo di migliaia di persone che nell'inizio del 2020, quando era scoppiata un po' l'epidemia anche negli Stati Uniti, si contattavano, si sentivano WhatsApp e parlavano di come stavano, eccetera, eccetera. Ovviamente tutte persone che erano a casa, non erano ricoverate in ospedale, quindi stavano anche abbastanza bene, però erano positive, stavano a casa, quindi si raccontavano. Cosa succede? Che a un certo punto molti cominciano a dire di queste persone, migliaia, ripeto, di questo gruppo social, cominciano a dire sono guarita, non sono più positiva, Ecco, a un certo punto però un certo numero di questi hanno cominciato a dire sì, sono guarita del Covid, però io sto ancora male, com'è che state voi? Allora, a un certo punto un certo numero consistente di persone che erano già in contatto quando avevano l'infezione acuta hanno riportato quelle loro problematiche che durata mesi, e che quindi hanno continuato questo gruppo, nonostante fossero negative del Covid, a dire ho questa spossatezza, ho questo nebbia nella testa, ho questa difficoltà a tornare alla vita normale, non ce la faccio proprio, sono peggio di prima. Molti dicevano era meglio prima che non adesso come sintomatologia. Allora cosa ha fatto questa Amy Watson? Ha contattato direttamente Anthony Fauci, che era il capo, che è ancora il capo per qualche giorno mi pare, del Covid negli Stati Uniti,
e Anthony Fauci ha controllato bene tutta questa roba qua che era venuta fuori da questo gruppo di migliaia e migliaia di pazienti, e nell'agosto del 2020 disse per la prima volta che esisteva, che il Covid non si risolveva con la fase acuta, ma c'erano anche persone che avevano un Covid cronico, lo chiamava post-Covid, o c'erano varie definizioni, ma adesso più lo dicono long Covid, che diceva lui, la prima volta che ne ha parlato, che assomigliava molto alla sindrome da fatica cronica, che è una patologia, si chiama Chronic Fatigue Syndrome, che è una patologia spesso post-infettiva, che capita anche oggi, spesso post un'infezione come tipo mononucleosi infettiva, oppure influenza, oppure Covid, diceva lui nell'agosto del 2020. Potrebbe essere che questa è una forma di sindrome da fatica cronica che adesso però si stanno studiando tutta una serie di ipotesi diagnostiche, compresa anche quella più affascinante, se così si può dire in questo ambito, di una persistenza di una quantità minima di virus nel sangue oppure nei vari organi. Tutto questo è stato documentato anche dalle autopsie di soggetti che sono morti non di Covid, ma sono morti, non so, di un incidente stradale 6 mesi, 5 mesi, 6 mesi dopo la conclusione della loro infezione, che casomai avevano ancora dei sintomi tipo long Covid, ma sono morti di altre cause, per altri accidenti, per altri problemi, e hanno trovato il virus nel sangue in una quantità bassa, però sufficiente probabilmente, questa è un'ipotesi, a mantenere questa situazione di long Covid. Io credo che più sia un problema immunologico di virus dormienti che vengono alla ribalta, i virus per esempio della mononucleosi o altri virus, in qualche maniera simile tutto il fenomeno a quello che succede nella sindrome da fatica cronica, come diceva giustamente Anthony Fauci la prima volta che ne ha parlato. Comunque è una patologia molto severa, molto invalidante, e noi abbiamo visto nell'ambito della SIOT, della Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia, centinaia e centinaia di pazienti, abbiamo anche pubblicato i dati sulle riviste scientifiche a riguardo di gente con long Covid che aveva dopo 3 mesi e oltre, anche 1 anno, anche 2 anni, proprio dall'inizio dell'epidemia, appunto hanno avuto l'infezione acuta, poi sono guariti dall'infezione acuta e da allora, ancora dopo 2 anni, hanno tutti questi sintomi che dicevo prima, difficoltà appunto a svolgere una vita normale per spossatezza, affaticamento dopo piccoli sforzi, disturbi della concentrazione della memoria, tosse, fatica a respirare, in quelli che soprattutto avevano avuto polmonite nella fase acuta, e tutta un'altra serie di sintomi che tra cui anche la nebbia cognitiva, quella che è definita così, no? Questo una specie di stato confusionale che molte persone provano, no? Fog in the brain, dicono gli inglesi, americani, comunque nebbia nella testa, ecco. Ma tutto questo è abbastanza simile alla sindrome da fatica cronica, solo che c'è un problema, che molti miei colleghi non hanno l'esperienza della sindrome da fatica cronica, non hanno visto tanti pazienti con sindrome da fatica cronica, se ne hanno visti qualcuno, quindi non hanno il termine di paragone con questa patologia. Invece Anthony Fauci, che è un immunologo che questa patologia di Chronic Fatigue Syndrome ha studiata molto tempo fa, quando abbiamo proprio cominciato anche a studiarla, quindi sapeva cos'era la Chronic Fatigue Syndrome e l'ha subito ricondotta come ipotesi, perché non abbiamo la certezza di cosa sia la causa. Probabilmente un problema, dicevo prima, immunologico o di autoimmunità, o comunque di eventuale persistenza di bassi livelli di virus che in qualche maniera mantengono l'attività e danno quei sintomi che costituiscono il long Covid, ma ancora, ripeto, non c'è questa certezza di cosa sia la causa. Certamente è un problema molto serio, abbiamo visto noi appunto qui nella mia clinica a Pordenone, la clinica Tirrenia Medica, abbiamo visto 200 pazienti di long Covid, quindi abbiamo visto un'esperienza molto, molto grande, e abbiamo fatto l'ossigeno ozonoterapia, poi adesso vi dirò il perché, ma comunque abbiamo avuto un 70% di risultati positivi. Perché l'ossigeno ozono potrebbe essere utile?
Intanto perché funziona molto bene nella sindrome da fatica cronica, che è antecedente al long covid, perché appunto c'era già anche prima. Funziona bene nella fibromialgia, che è un'altra patologia simile, che può essere simile al long covid, proprio perché l'ozono, che è un derivato dell'ossigeno, ha una proprietà molto spiccata, antiossidante, antiradicali liberi, e ha tutta un'attività insieme all'ossigeno contro la stanchezza, contro i disturbi della concentrazione della memoria, eccetera, eccetera. Tutta una serie di vantaggi che può avere questa terapia, che è del tutto priva di effetti collaterali e che funziona nel 70% dei casi, sia nella sindrome da fatica cronica, sia nella fibromialgia e sia nel long covid, che è la patologia di cui stiamo parlando. Teniamo conto che l'ossigenodonoterapia si usa anche in altre patologie, per esempio le ernie lombari oppure le ernie cervicali, o in casi di gonartrosi, artrosi delle ginocchia, artrosi delle anche, eccetera, facendola in questi casi in terapia locale, quando invece l'ossigenodonoterapia nel long covid e nella sindrome da fatica cronica, nella fibromialgia, lo facciamo per via sistemica, cioè in vena. Un trattamento, ripeto, del tutto privo di effetti collaterali, ha dei grossi vantaggi. Per esempio, una cosa che veramente è quasi miracolosa è quella delle ulcere degli arti inferiori. Per esempio, abbiamo pochi pazienti, perché pochi ci vengono riferiti, perché non molti sanno delle proprietà dell'ossigeno-ozono, fatto anche questo a livello locale, delle ulcere, con dei risultati veramente molto molto buoni, che veramente ricordano dei miracoli praticamente in qualche caso. E buoni risultati, insomma, mi sembra anche di capire nella cura dei sintomi insomma, post-Covid. Senta, professore, sono sintomi quelli del long Covid, abbiamo capito, anche invalidanti, perché comunque influiscono anche pesantemente sulla vita delle persone, ma sono sintomi che compaiono meno frequentemente post-Covid nei vaccinati, oppure quello che si è osservato è che insomma, compaiono nella stessa misura? Gli studi che hanno fatto queste ricerche hanno visto che c'è una diminuzione del long covid in coloro che sono vaccinati, però anche coloro che sono vaccinati possono avere questi problemi di long covid, non è che sono esclusi, ma sembrerebbe, dagli studi che hanno fatto, non ce ne sono tanti al riguardo, che hanno valutato questo aspetto, ma però sembrerebbe che chi fa il vaccino è più protetto rispetto agli altri che non hanno fatto con long covid. Adesso tra l'altro appunto abbiamo questo problema della Cina, che sembrerebbe, per quello che possiamo sapere, ha una crisi, una pandemia in atto che ci preoccupa molto, probabilmente perché in Cina non hanno fatto una vaccinazione con dei vaccini validi e che quindi hanno lasciato la popolazione non protetta. Il fatto sta che poi hanno chiuso per molto tempo, per un certo periodo di tempo, le persone in casa, poi quando queste sono uscite praticamente hanno diffuso l'infezione molto, molto più potentemente, più efficacemente rispetto ad altre parti del mondo. Il fatto sta che adesso in Cina pare che ci siano, e con i dati che ci sono di questi giorni, di coloro che ritornano dalla Cina, dei cinesi che tornano, o degli italiani che sono in Cina da un po' di tempo, pare che 1 su 3 di quelli che sono stati testati siano positivi al Covid, per cui speriamo bene. Per ora sembrerebbe che tutto sia con l'Omicron, cioè con quella variante che abbiamo avuto noi, e quindi non ci siano delle varianti nuove, ma con la circolazione del virus, che ci potrebbe essere in una popolazione così abbondante di 1,5 miliardi di persone come la Cina, potrebbe purtroppo succedere che ci siano delle varianti nuove che vengano fuori. Questo ovviamente sarebbe una cosa che, se nel caso fossero peggiorative, perché potrebbero essere anche migliorative rispetto a quella che abbiamo di Omicron, che è quella che adesso viene diffusa anche nel nostro paese, perché anche nel nostro paese c'è ancora l'infezione, ma però un'infezione molto meno pesante rispetto al passato. Comunque, per tornare al long covid, questa è una patologia veramente
cioè, molti hanno avuto, come all'inizio, di tutte le infezioni per un po' di giorni, sei un po', come dire, ma il punto è che invece in questa situazione qui, dopo mesi e anni, si mantiene questa sintomatologia di grande stanchezza. Ecco, quanto possono persistere i sintomi anche dopo essersi negativizzati, professore? Adesso non sappiamo perché appunto abbiamo 2 o 3 anni di storia, però a questo riguardo, quindi non possiamo dire se durano 10 anni o no, perché non c'è ancora questa follow up, cioè perché l'infezione è del 2019-2020. Però sappiamo che nel 2002-2003, quando c'è stato il SARS-CoV-1, c'è un'altra infezione simile a questa, un'altra epidemia, che Carlo Urbani, un nostro collega medico che lavorava nel Vietnam, per primo, diciamo, riportò, e che è morto di Covid, è morto di SARS-CoV-1, che è un'epidemia che ha fatto un sacco di morti in Cina, in Vietnam e in altri paesi vicino alla Cina, che poi si è anche diramata per un po' di pazienti in Toronto, Canada, ma che non si è diffusa nell'altro. Noi eravamo preparati, stavamo pensando che sarebbe arrivata anche da noi, invece non è arrivata, non so bene perché onestamente. Fatto sta che da noi non abbiamo avuto il SARS-CoV-1. Ebbene, anche quelli che erano guariti del SARS-CoV-1, vi ripeto del 2002-2003, quell'epidemia che forse molti non ricordano, ma che c'è stata, avevano avuto dopo 4-5 anni ancora, un long SARS-CoV-1, cioè un long Covid simile a questo, e quindi può essere che questi coronavirus almeno possono dare più facilmente queste diciamo, conseguenze a lungo termine. Non sappiamo, ripeto, adesso quanto tempo potrà durare, perché appunto l'infezione non è così vecchia da poter dire. Sembrerebbe che effettivamente con la popolazione vaccinata il numero di long covid sia in calo negli ultimi tempi, però è ancora presto per poterlo dire, ma ripeto, il 20-30% di coloro che hanno avuto il Covid di qualsiasi tipo, non necessariamente devono essere andati in ospedale, devono aver avuto una polmonite e quant'altro, anche con delle chi l'ha contratto in forma lieve. Stando a casa, appunto, anche questi possono avere un long Covid, e quindi questo è quello che di misterioso c'è in questa situazione, ma che però esiste. Non è che perché negli Stati Uniti, per esempio, ho qui sotto mano i report di Harvard University a Boston, che è un'università molto, molto avanzata, che dice il long Covid, la pandemia silenziosa, e dice proprio tutti stanno studiando a fondo questa sindrome, e appunto anche loro parlano del 30% degli americani che hanno avuto il Covid che avrebbero questo long Covid, per cui tra l'altro ecco, approfitto della vostra ospitalità per ricordare che abbiamo fatto un libro adesso, Non solo fatica, Giada Zaros, che è una paziente con il Covid ma che è presidente dell'Associazione Italiana non è la paziente di Covid, scusi, la paziente di sindrome della fatica cronica, faccio confusione con le patologie, e quindi abbiamo scritto un libro sulla sindrome della fatica cronica, ma parliamo anche del long Covid, appunto in questo libro che sarà in librerie tra a metà di gennaio, le edizioni Mondo Nuovo, e si parla appunto della sindrome della fatica cronica, ma anche del long Covid, si parla della fibromialgia, delle patologie che sono in un certo senso abbastanza simili per certi aspetti, e in questo libro ricordiamo anche appunto l'efficacia dell'ossigenoterapia e di tutta un'altra serie di problemi che ci sono in queste patologie di riconoscimento e anche di trattamento e quant'altro. Quindi questa patologia long Covid è stata per la prima volta, ripeto, denunciata da Anthony Fauci negli Stati Uniti, quindi non è una cosa giornalistica, è una cosa proprio scientifica, che
aveva preso però i dati da questo gruppo di pazienti che sui social avevano riportato la loro esperienza, anche perché a quel tempo i medici non vedevano tanti pazienti col Covid, appunto perché o erano ricoverati o stavano a casa, non andavano negli uffici dei medici, eccetera, eccetera, per cui in qualche maniera solo tra di loro si scambiavano, tra i pazienti si scambiavano queste informazioni, che poi dopo hanno portato a conoscere e a studiare questa patologia che si chiama long Covid, che è molto debilitante. Io ho visto delle persone veramente che erano distrutte da 2 anni, da allora, non da 3 giorni, che erano a letto ancora, non riuscivano ad alzarsi dal letto. Senta, professore, quali possono essere le conseguenze se i sintomi del long Covid non vengono curati? Cioè sono sintomi che possono nel tempo anche diventare cronici in qualche modo? Beh, lo sono già per i 2 o 3 anni di storia che ci sono appunto consentiti dal fatto dell'infezione. Non sappiamo bene a lungo termine come le cose potranno andare, per esempio se le cicatrici polmonari in coloro che hanno avuto una polmonite effettivamente persistessero nel tempo, non lo sappiamo, perché appunto, ripeto, il tempo è ancora breve poterlo dire, e se queste possono avere delle conseguenze. Così vale per il cuore, così vale per il cervello, così vale per l'intestino. Se appunto una persistenza di virus anche in bassa quantità possa eventualmente, se l'ipotesi della persistenza del virus sia la causa del long Covid, che ancora non è sicura, ma è un'ipotesi di studio, se questo possa dare delle conseguenze, quindi questo non lo sappiamo. Certo che quelli che hanno il long Covid in maniera seria, in maniera severa, hanno dei grossi problemi a condurre una vita normale. Teniamo conto che sono persone che solitamente hanno dei 30, 40, 50 anni, sono nel pieno dell'attività, non sono anziani, sono piuttosto giovani, e questo mi fa pensare che sia sempre il sistema immunitario che sia alterato nel senso della risposta al virus, che ci sia una disregolazione del sistema immunitario che sia alla base, come nella sindrome della fatica cronica, alla base di questa sintomatologia, di questa patologia, che ripeto è una patologia molto, molto severa e un po' sottovalutata, lo dicono gli stessi americani, che dicono che perché molti soffrono in silenzio senza dire granché, alcuni ce la fanno ancora a lavorare ma fanno fatica, però alcuni invece non ce la fanno proprio. Quello che abbiamo visto noi, abbiamo visto tante persone che poi dopo sono tornate alla normalità, non è che è una cosa che rimane per sempre, molti si migliorano. Diciamo che nella nostra esperienza un 70% ha avuto un miglioramento che poi è persistito nel tempo e quindi penso che porterà alla guarigione di questi pazienti. Ripeto sempre, ricordatevi che è una storia che dura da 2 o 3 anni, non è che dura da 20-30 anni, quindi non abbiamo questa. L'unico dato che abbiamo è quello della SARS-CoV-1, ripeto, del 2002-2003, di cui abbiamo 20 anni di storia invece, perché appunto il tempo è quello. E quindi certo, in quel caso abbiamo avuto delle storie di long Covid del SARS-CoV-1 che sono persistite anche molto tempo, poi non sono state studiate più perché appunto si dimenticano le malattie del passato e si pensano alle nuove. Purtroppo abbiamo avuto quest'altra nuova del Covid. Certo, è una patologia, come diceva lei, sono disturbi invalidanti che influiscono sulla qualità della vita delle persone e lo ha evidenziato anche proprio in questi giorni uno studio di un'università inglese che ha portato alla luce come ci siano stati anche dei problemi di stigma, per esempio sul posto di lavoro, con licenziamenti, discriminazioni che sono appunto, si sono riversate sulle persone che vivono con i disturbi del long Covid. Quindi insomma, professore, disturbi che davvero influiscono in maniera importante sulla vita delle persone. Sì, perché come però che si possono curare. Certo, si può tentare di curare, non tutti guariscono, ma appunto non abbiamo trattamenti definitivi, nel senso che sono accettati dalla comunità scientifica. Noi abbiamo fatto questo lavoro perché avevamo già l'esperienza, diciamo, della sindrome della fatica cronica e della fibromialgia, dove l'ossigenoterapia aveva una sua attività
non definitiva, come mai non c'è mai in medicina il 100%, va sempre ricordato, perché poi molti dicono non funziona perché a me non ha funzionato e quindi non funziona. Non è così che si ragiona in medicina, nel senso che bisogna vedere su 100 persone quanti risultati ci sono, perché appunto abbiamo sempre, in tutte le malattie abbiamo sempre una percentuale di persone che non beneficiano di un trattamento che invece per altri è molto efficace, Questo fatto della discriminazione, dello stigma che c'è anche, e questo è quello che succede nella fibromialgia e nella sindrome della fatica cronica, non è che è una cosa nuova. Quando non ci sono delle malattie che c'hai una diagnosi istologica, che puoi dire che è questo, come anche in questo caso, nel Covid acuto avevamo una diagnosi appunto del sangue, appunto un virus che veniva scoperto nel sangue col test, col tampone, e quindi sapevamo che c'era una positività, ma adesso invece nel long Covid uno è negativo, con i test normali uno è negativo, non è positivo, quindi non abbiamo altri esami che ci dicono che uno è malato, quindi è facile, potrebbe essere che uno venga in qualche maniera considerato uno che o che mente o che ci marcia su, ecco, come per dire, no? Però invece non è così, perché purtroppo sono tanti quello che hanno, non è che sono una rarità, sono il 20-30% di quelli che hanno avuto il Covid. Sono i dati che ci sono negli Stati Uniti, un po' tutto il mondo, dove sono state cercate queste percentuali di persone che hanno un long Covid. Quindi una patologia veramente severa, di cui noi stiamo studiando ancora per capirne meglio la causa e anche i risultati a lungo termine. Effettivamente i vaccini servono ovviamente soprattutto negli anziani, bisognerebbe fare la quarta dose, che molti non hanno fatto, per proteggersi, soprattutto gli anziani che sono più fragili da una nuova infezione o comunque da un'infezione più severa, perché il vaccino, abbiamo spesso dimenticato di sottolineare, non è che ci evita l'infezione, ci evita la malattia severa, la malattia grave, come l'influenza d'altra parte. Se uno fa il vaccino dell'influenza, l'hanno fatto in pochi anche questo, possono avere più spesso dei problemi severi, soprattutto quelli che sono fragili soprattutto gli anziani. Infatti nel Covid, per esempio, ma anche nell'influenza, il problema delle malattie severe è proprio negli anziani. Malattie severe intendo persone che devono essere ricoverate o che possono morire di questa infezione, perché si muore sia di Covid che di influenza, ma soprattutto si muore nelle persone fragili, che sono quelle anziane, oppure quegli altri che hanno delle malattie severe, leucemie o tumori avanzati, neanche nell'età più giovane. Ma se uno si protegge col vaccino, e questo è il consiglio che si deve dare sia per l'influenza e sia per il Covid, e questo ti evita un'infezione severa che ti porta a ricovero e avere dei problemi severi. Certo. Sembrerebbe che questo, come dicevamo prima, ha anche limiti, non sono dei dati definitivi, ma che limiti l'insorgenza del long Covid, cioè della questa problematica post-infettiva che dicevamo prima. Che possa in qualche modo proteggere, insomma. Certo. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra qualche minuto, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, torniamo insieme a parlare di long Covid e di come curare i sintomi grazie anche all'aiuto dell'ossigeno ozonoterapia. In collegamento Skype il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Allora professore, abbiamo parlato di come questi sintomi del long Covid colpiscano un 20-30% di persone, abbiamo capito che è una sindrome ancora poco studiata. Lei nella classifica dei ricercatori del Nord-Est è il primo per numero di pubblicazioni e per la qualità delle stesse, oltre 600 pubblicazioni, quindi il suo punto di vista è un punto di vista d'osservazione molto prezioso.
riposo. Perché secondo lei ancora si studiano poco questi sintomi di long Covid? Perché c'è ancora poca ricerca su questa sindrome che comunque abbiamo capito essere alquanto invalidante per le persone? Beh, perché è abbastanza recente come patologia, appunto, dicevo prima in agosto del 2020, cioè praticamente 2 anni fa, è stata, diciamo, riferita da Anthony Fauci come long Covid per la prima volta, quindi sono solo 2 anni, per cui negli Stati Uniti sono cominciati degli studi finanziati dall'Istituto Superiore di Sanità americano, ma però che sono appena cominciati, sono appunto 2 anni, e più che altro adesso si raccolgono, si vedono i pazienti, ecco, quei pazienti che hanno una storia anche abbastanza breve, al massimo di 2 anni, appunto di 2 o 3 anni, e che non sappiamo bene come potranno andare a finire, perché appunto non abbiamo il tempo ancora che ci consenta di farlo. Ecco. Dicevo prima, anche nel SARS-CoV-1, che è un'infezione simile a quella attuale che è avvenuta nel 2002-2003, che per fortuna non ci ha colpito in Europa, ma invece ha colpito con una mortalità superiore alla nostra del Covid, che abbiamo avuto l'epidemia nostra, però soltanto in Cina e con poche altre nazioni colpite, per esempio appunto dicevo Toronto in Canada, dove c'è stata un'epidemia locale abbastanza consistente, ma nel giro dell'Europa non abbiamo avuto casi. Perché questo non lo so, ma però il fatto sta che questo è avvenuto e non ci siamo infettati di quella epidemia del 2002-2003, il SARS-CoV-1, che ricordo sempre Carlo Urbani, che è stato un eroe italiano che viene spesso dimenticato, devo dire, ma che però è stato quello che ha dato per primo l'informazione che esisteva questa patologia. Lui lavorava in Vietnam e lui purtroppo si è infettato ed è morto di questa SARS-CoV-1. Quindi tra l'altro, per ironia della sorte, anche il SARS-CoV-2, cioè questa epidemia nostra, è stato un medico cinese che è un oculista che per primo disse e comunicò alle autorità sanitarie cinesi che esisteva una patologia che era questa infezione nuova e che fu redarguito molto pesantemente subito dopo la sua denuncia, e poi dopo fu riabilitato quando è morto è stato riabilitato. Però anche lui è stato il medico che per primo aveva, diciamo, riportato la presenza di questa infezione nuova e che poi è stata confermata come il SARS-CoV-2, di cui stiamo ancora seguendo ovviamente l'epidemia nel giro del mondo. E quindi è una patologia appunto piuttosto recente, questa del long Covid, come lo è quella del Covid evidentemente, perché ancora poco tempo, non possiamo sapere come andrà a finire, nel senso di coloro che sono ammalati di questo long Covid, però sappiamo che abbiamo dei risultati molto buoni con i trattamenti che abbiamo fatto, perché non molti riescono a fare trattamenti efficaci, sono dei trattamenti riabilitativi di vario genere, ma che però il trattamento nostro sicuramente è uno dei migliori che esistono e che ci hanno dato dei risultati che abbiamo anche pubblicato. Non è ecco, che risultati detto. avete osservato alla clinica Tirelli Medical, professore? Abbiamo osservato un 70% di benefici, che sono tra benefici molto, molto grandi, con benefici minori, inferiori, ma che però sempre erano benefici che miglioravano soprattutto la stanchezza, la spossatezza, i disturbi della concentrazione, eccetera. Poi evidentemente un certo numero di persone anche spontaneamente sono migliorate, non è che si può escludere questo fatto, no? Che abbiano avuto un long Covid che poi si è risolto, però questo non sappiamo da solo, anche senza trattamenti, non lo possiamo con certezza escludere. Però appunto, ripeto, è una patologia ancora
breve, ma che però ha risvegliato l'interesse, anche perché sono tanti pazienti colpiti, perché appunto considerando tutti coloro che si sono infettati, che sono tantissimi, milioni di persone, e considerare che il 30% o il 20-30% abbiano un long Covid, evidentemente abbiamo un problema serio, abbiamo un problema che coinvolge diverse persone. Dobbiamo ancora studiare a fondo, per esempio recentemente un lavoro di Mantovani Remuzzi, che appunto ha sposato un po' la causa della persistenza di una bassa quantità di virus nel sangue di queste persone, che nonostante siano guarite del Covid, però che sono negative ai test, però avrebbero appunto una bassa quantità di virus ancora residua in certi organi o comunque in giro per il loro corpo, e che questo potrebbe essere la causa del long Covid, ecco, potrebbe giustificare i sintomi che uno ha. Quindi io ripeto, penso invece che sia più un discorso immunologico, cioè di persistenza di una disregolazione del sistema immunitario dopo l'infezione, che porta appunto a tutta questa sintomatologia dovuta a una risposta anomala del sistema immunitario. Però anche per i motivi che ho detto prima, la brevità del tempo che è intercorso da quando abbiamo questo long Covid appunto ad oggi, non abbiamo ancora dei risultati sulle ricerche che sono state anche finanziate appunto negli Stati Uniti, per esempio. Non mi risulta in Italia ci siano molti finanziamenti sul long Covid, forse neanche uno, ma comunque negli Stati Uniti hanno dato molti finanziamenti, stanno studiando attivamente, per esempio ad Harvard, a San Francisco, ai CDC di Atlanta, stanno studiando molto, però da poco, quindi non abbiamo ancora dei dati che sono pubblicati, ma le ipotesi che vi dicevo prima, appunto quello che sia un disturbo immunologico, che sia un disturbo invece di persistenza dei virus, sono le due ipotesi più probabili, più possibili, e il fatto che assomigli alla sindrome da fatica cronica, come diceva Anthony Fauci quando per la prima volta ha riportato il long Covid sulla base di quella esperienza di pazienti, che è molto interessante, perché alle volte noi buttiamo via tutto quello che viene dai social, ma invece alle volte c'è anche del buono. Per esempio in questo caso, grazie ai social, che questo gruppo di persone, che migliaia e migliaia negli Stati Uniti, che si parlavano fra di loro durante l'infezione e che poi hanno scoperto che non erano guariti perché ancora avevano dei sintomi, e questo evidentemente dice che i social alle volte possono essere anche di beneficio, come sappiamo che possono essere. Parliamo di medicina, ecco. Certo, e hanno permesso questa condivisione. Senta, professore, in questi 3 anni di pandemia il virus ci ha posto di fronte a numerose sfide. Il 2023 è ormai alle porte. Secondo lei che cosa dovremmo attenderci? Questo virus, questo Covid se ne andrà? Non ne sentiremo più parlare? Non credo che non ne sentiremo più parlare, anche perché nel mondo, per via di Cina di adesso, potrebbero esserci appunto dei rigurgiti dell'infezione, delle riprese di infezione, per cui essendo il mondo un po' interconnesso non solo attraverso i social ma anche attraverso la gente che gira in tutto il mondo, quindi è una cosa che dovremo credo affrontare ancora, ma non sicuramente nella maniera diciamo molto severa che abbiamo dovuto sopportare all'inizio dell'epidemia. Quindi dovremo essere molto più in grado di controbattere al meglio questa infezione, vaccinandoci soprattutto, perché il vaccino, nonostante quello che viene detto da qualche parte, anche sui social, chiaramente in maniera non corretta e sbagliata, è sicuramente una cosa molto utile, come lo è in tante altre malattie. Ci dimentichiamo spesso che, per esempio, mentre non esiste un vaccino contro l'AIDS, dove invece abbiamo dei farmaci efficaci, contro l'epatite C, dove invece abbiamo dei farmaci efficaci, abbiamo invece dei vaccini che ci proteggono dall'epatite B, che è un'infezione molto, molto seria anche questa, che in certe parti del mondo, compresa anche l'Italia, certe parti dell'Italia, ha dato dei problemi molto seri, malattie tumorali e non solo, ma comunque sempre anche mortali, potenzialmente mortali nel tempo. Adesso non ci sono più perché col vaccino non c'è più l'epatite B.
E così vale per il papillomavirus, per esempio, un altro vaccino che è fatto a 16-17 anni negli uomini e nelle donne, previene malattie severe come il tumore del collo dell'utero, come i tumori dell'ano, del retto, della vagina, della vulva, tutti questi tumori che sono dovuti all'HPV, di cui esiste un vaccino che chiaramente può essere fatto, viene fatto e quindi protegge. Quindi i vaccini sono, a parte le malattie infettive ovviamente che sappiamo che ci hanno protetto e ci proteggono, ma anche altre malattie come quelle tumorali sono molto utili e speriamo che anche per altre malattie che ancora oggi non sono efficaci i vaccini, invece lo diventeranno. Parlo dell'AIDS e parlo dell'epatite C, dove invece non esistono vaccini. E comunque, per quanto riguarda il discorso del Covid, penso che ogni anno forse dovremmo ritornare a vaccinarci contro. Io per esempio personalmente ho fatto dal 2000, ho contato 25 vaccinazioni, ho fatto tra influenza e 4 del Covid, e io non ho avuto mai problemi di influenza fino ad oggi, in questi 25 anni che mi sono vaccinato, 22 anni che mi sono vaccinato. Ho avuto il Covid, sì, ma in una forma assolutamente asintomatica, praticamente sono stato a casa qualche giorno con nessun sintomo praticamente. Tutta la famiglia ha avuto lo stesso problema, nessun sintomo, e quindi questo ci eravamo tutti vaccinati. Certamente non ci protegge dall'infezione, ripeto, il vaccino, ma ci protegge dalla malattia severa, che è una cosa molto importante, soprattutto coloro che sono fragili, cioè hanno delle patologie croniche multiple e sono anche anziani, 70-80 anni e quant'altro, e hanno patologie. Questi dovrebbero pensare bene a fare la quarta dose, se non l'hanno fatta, e pensare nel tempo di vaccinarci, come anche dovrebbero vaccinarsi contro l'influenza, perché anche l'influenza adesso sta colpendo pesantemente. In molti ospedali ci sono i pronti soccorsi che sono pieni proprio per l'influenza, più per il Covid, anche il Covid, e spesso le cose possono essere anche insieme, o comunque è raro, ma ci possono essere due infezioni insieme e ci si può vaccinare contemporaneamente a tutti i due virus. Quindi è una cosa, lo sappiamo, quello dell'influenza lo sappiamo perché in Australia c'è già stata l'inverno e già hanno avuto l'influenza, che la chiamiamo anche australiana, perché è un'influenza più severa rispetto agli anni precedenti, anche perché negli ultimi 2 anni, grazie alle mascherine, non abbiamo avuto praticamente l'influenza. Ci siamo Anche protetti questo di più. ci fa pensare che nel tempo futuro, invece di prendere in giro gli asiatici quando arrivano in Italia con le mascherine, forse dobbiamo farlo anche noi, almeno in inverno, pensare che quando siamo in luoghi affollati oppure sui mezzi tipo autobus o treni o aerei, che forse nei periodi più ad alto rischio di infezioni respiratorie, diciamo, forse la mascherina potrebbe essere utile. È una cosa spiacevole chiaramente da mettere, però questo ci ha insegnato questa epidemia, che forse in futuro, oltre ai vaccini, forse nei periodi più a rischio, diciamo, in cui siamo confinati dentro a strutture chiuse perché è freddo fuori e quindi siamo tutti, oppure siamo negli autobus o nelle metropolitane, forse in quel periodo dovremmo pensare di metterci di utilizzare nuovamente la mascherina. Ma non per tanto, perché in questa maniera abbiamo meno rischi di sviluppare, soprattutto le persone appunto sempre fragili, che hanno malattie concomitanti che possono essere, diciamo, predisporre a un'infezione che sarebbe più grave e quant'altro. Quindi credo che come l'epidemia ci ha insegnato a usare di più, per esempio, i video consulti, i video congressi, i video
conferenze, tutto quello che si vuole, video, che è una cosa molto utile perché ci evita di fare dei grandi viaggi, eccetera, eccetera. Così dovremmo anche pensare in futuro e anche adesso, di usare le mascherine quando siamo noi fragili e in una situazione di grande affollamento, e che quindi è più facile prendersi delle infezioni che si trasmettono per via salivare, per via orale, per via respiratoria. Certo, e di proteggerci, come abbiamo detto, con la mascherina. Senta, professore, un'ultima domanda. Il prossimo anno è ormai alle porte, noi ci rivedremo perché avrò il piacere di averla ancora mio ospite, e dunque le chiedo un decalogo, diciamo così, per un 2023 in buona salute. Il decalogo sono tante cose, no? Prima di tutto non fumare. Quelli che fumano devono smettere di fumare se possono, o passare con l'idea della riduzione del rischio, se non riescono a fumare perché la nicotina è una droga che delle volte ci fa fatica a liberarcene, di passare a modi di usare la nicotina meno dannosi, per esempio con le sigarette che non bruciano ma che si riscaldano. Io sono testimone di un sacco di persone che sono morte di tumori, e non solo, perché non sono riuscite a smettere di fumare. Ora in Italia ci sono 8 milioni di persone che fumano. Ora si dice, è facile dire smettete, siete una manica di imbecilli se volete morire, cioè, queste belle cose qua, sì. Allora varrebbe la pena di dire che allora anche andare in macchina è pericoloso e quindi è meglio andare in macchina, perché muoiono tante persone in macchina, no? In moto poi anche ancora di più. Non è facile dire non andate in moto, non andate in macchina, ma bisogna dire di usare la macchina in maniera corretta, cioè non abusare della velocità, eccetera, eccetera. Ma insomma, il fumo è la prima cosa da tenere presente. Poi di fare attività fisica, sicuramente è una cosa molto molto utile per la prevenzione di un sacco di malattie, anche per la cura di varie malattie. L'alimentazione corretta è molto importante da una parte, poi fare gli screening, per pensare che avremo sempre la possibilità maggiore, non solo nei tumori ma anche per esempio nelle malattie cardiache, di fare degli esami che ci fanno capire se abbiamo delle malattie che possono essere curate molto tempo prima. Parliamo della mammografia, il sangue occulto nelle feci, la rettocolonoscopia e quant'altro, cioè per vedere se uno ha delle lesioni che possono essere prese in una fase precoce, parlo di lesioni tumorali, ma anche così per il cuore. Per esempio coloro che, scusate, anche a me mi sta venendo un'infezione praticamente. Aggiungerei idratarsi nel suo decalogo, no? Idratarsi, sì, infatti lo sto facendo quando c'è qualche problema. Comunque insomma sono una serie di procedure a volte molto semplici, ma che fare attività fisica, quelli che sono giovani andare in palestra, correre, quelli che sono meno giovani anche camminare, ma camminare in maniera regolare, quei 3, 4, 5 chilometri al giorno, e fare questa attività che può essere utile. Quindi questo è molto, molto importante. E poi il grande capitolo della prevenzione, no? Come dicevamo. I vaccini, vaccinarsi, perché vaccinarsi previene le malattie, come sappiamo da molto tempo, ma però siccome ci sono queste polemiche sempre sui vaccini che non si capisce perché ci siano. Chiaramente i vaccini possono dare degli effetti collaterali, è vero, ma i vantaggi sono enormemente superiori agli effetti collaterali che uno potrebbe avere. Quindi questo è importante. E comunque il business che tanto viene evocato perché c'è il business, allora non si capisce perché non ci siano i vaccini contro l'AIDS, per esempio, no? Invece non ci sono perché non funziona. Certo. Quindi la nostra ricerca è ancora abbastanza valida proprio per questo fatto, perché non abbiamo propagato vaccini per l'AIDS, per esempio, che non funziona, per cui non abbiamo potuto usare questo metodo, perché non funziona ancora, poi forse in futuro ci saranno.
Grazie per i suoi consigli, professore. Siamo in chiusura. Io ringrazio il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical. Grazie, professore. Buona giornata e buon 2023 a tutti. Ci rivedremo sicuramente il prossimo anno, come dicevamo, per affrontare insieme tante altre tematiche e argomenti interessanti. Grazie davvero, professore, grazie anche a tutti voi di averci seguito. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, dunque arrivederci.